musica, ringraziamo il Comune di Cervignano con il quale abbiamo organizzato questo evento e ne stiamo organizzando altri, insomma è nata una piccola collaborazione, speriamo che duri, speriamo che non ci caccino subito, a cominciare dalla nostra carissima assessora alla cultura, che ringraziamo per ospitarci, per averci invitato a fare queste cose con noi. Poi ti chiamerò a dire due parole se hai voglia. E intanto io cominciavo, in questi giorni sta capitando qualcosa, già da un po' che purtroppo è iniziato. La volta scorsa avevamo parlato di ciò che è la guerra e come non vogliamo la guerra, leggendo una poesia di Roberto Lamantea. Oggi saremo un po' più ironici, nonostante non lo si dovrebbe essere, ma leggeremo qualcosa di Stefano Benni, dal titolo Lamento del mercante d'armi. Ho venduto un pezzo di cannone, poi le ruote e un altro pezzo di cannone, la culatta e l'otturatore, il mirino e un altro pezzo di cannone, e altri 3 pezzi di cannone. E adesso c'è uno in televisione che dice che mi spara col mio cannone. Chi lo sapeva che coi pezzi di cannone avrebbe fatto un cannone? Se l'avessi saputo mica avrei accettato l'ordinazione. Ho venduto 100 elicotteri con relativo armamento, un sistema puntamento missili e un sistema antisistema di puntamento. Adesso l'elicottero lì che spia come un falco sopra casa mia. Se lo avessi saputo cosa voleva fare, non gli avrei venduto la testata nucleare. Era così distinto, un vero signore. Chi poteva sapere che era un dittatore? Se avessi saputo che un cliente può diventare un nemico della mia patria, dell'Occidente, vi giuro, gente, lo giuro sui figli, lo giuro su Gesù, gli avrei fatto pagare il 50% in più. Da qui si vede la mia buona fede, Stefano Benni. Siamo ironici, cerchiamo di essere ironici, ma sicuramente saremo sempre contro la guerra. E invece, in riferimento a ciò che è la guerra, e ad un libro che andremo a presentare stasera, abbiamo estrapolato dov'è quell'orgoglio, quella sacra saggezza che ci fece un tempo druidi e sciamani, sapienti protettori del fango, del vento, dell'aquila nel cielo e del bruco del fango? Dov'è la giustizia? Dov'è la pace? Forse sepolta nei fondali marini dei palazzi cittadini, o forse nascoste sotto la nostra pelle? Non ci è dato sapere. E ancora, che luce vi sia anche qui allora, dove l'afflitto calpesta l'afflitto, e vi è ancora tanto da fare, nell'eco del polmone che useremo per gridare viva la vita, viva questa vita. Emma Gustafson, e questo è il suo libro, di cui parleremo dopo. Chiamerei subito l'assessora che ci ospita insieme al Casa della Musica, se vuoi dire qualcosa. Io non li ospito perché questa è casa loro, come sanno, e questa è la casa dei cervignanesi appassionati e curiosi. Voglio darvi il benvenuto ufficialmente a Cervignano Città che Legge, perché per il 2° anno il Centro per il Libro e per la Lettura di Roma ha assegnato a Cervignano la qualifica di Città che Legge, premiando il nostro grande impegno nella promozione della lettura, nella promozione dei libri e nel coinvolgimento dei lettori e dei non lettori, che sono il nostro primo cruccio. Io sono, come sapete, lo dico qui perché sono fra amici, sono un assessore un po' sui generis e sono solita dire che sono un assessore contento. Potremmo scrivere degli assessori contenti, perché capita di rado. Sono un assessore contento e sono molto orgogliosa di questa città, che dovrebbe fare altrettanto. Io credo che Cervignano dovrebbe essere orgogliosa di sé, fiera di quel che si impegna ad essere, cioè una città aperta, consapevole, accogliente, solidale, e dovrebbe essere fiera degli amici che ha. A proposito di amici, e qui ve ne sono di carissimi. Io devo molto ad Antonello e a Vieri, in rigoroso ordine alfabetico. C'è una lira da queste parti. E devo molto a loro,
alla loro amicizia innanzitutto e ai loro progetti, agli slanci, ai dialoghi anche quando sono un poco cazzari, e agli orizzonti che mi pongono davanti e alle idee. E ce n'è una fra tutte che io sento di condividere con loro, con molti altri, ma con loro e con Nessun giorno senza poesia in modo proprio intimo. Il convincimento che soprattutto l'arte, la letteratura e la poesia possano opporsi al disumano con l'umano, ciascuno secondo le proprie capacità, avremmo detto in un altro momento, scrivendo, raccontando di che scrive, facendo gli assessori, ma opporre l'umano al disumano. E se noi abbiamo un arsenale e se abbiamo un manifesto di guerra, su questi c'è scritto fraternità, amore, arte, libertà di pensiero e umanissima capacità creativa. Queste sono le nostre armi. Sono molto felice che ci sia Emma questa sera qui con noi. Di lei Vieri mi ha detto qualche tempo fa: non ti dirò nulla. Perché ascolterai da sola quanto è brava e allora credo che sia proprio tempo di ascoltare lei e la sua dote di parole. Buon ascolto a voi. Grazie Alessia. E allora veniamo a parlare proprio di questa serata, a parlare di Emma e a parlare delle sue percezioni, che sono è un libro che Emma ci ha dedicato finalmente, nel senso che ce l'ho fatto leggere, le percezioni sono edito da Eretica Edizioni. Leggo: la poesia è la rivelazione di un sentimento che il poeta crede che sia personale e interiore, ma che il lettore riconosce come proprio. Questo lo diceva Salvatore Quasimodo. E nella lettura di questo esordio poetico, di questo esordio di Emma riesce appieno nel farsi riconoscere in ciò che scrive e in ciò che ci racconta, anche se poi nella sua bellissima lirica romantica, quella che poi andremo a leggere, andrete a leggere, ha cercato di nascondersi, riappare un po' di qua e un po' di là, no? Si fa attendere e si pone un'infinità di domande e ci conduce tra misticismo, sacralità, ricerca dell'io, ermetismo, naturalismo, e financo ci racconta di un mondo che sa di favole e che facilmente si trasforma in una piccola Babele, più o meno. Io ho raccontato qualcosina, però tu, come sai, noi iniziamo sempre con far cantare qualcuno che ci accompagna, e penso che più che sentire te stasera non possiamo, quindi cominciamo con una tua canzone subito, okay. Perché tu sai che cominciamo subito così, non te l'aspettavi, no. Va bene. Ma noi facciamo così, quindi ti prego di cominciare con una canzone, decidi tu quale, ti ascoltiamo e poi Vieri ti interroga in matematica. In realtà prima volevo interrogarmi su Baudelaire. Poteva essere un'idea. Allora facciamo un po' di Edgar Allan Poe e un po' di Baudelaire, va bene? Va bene. Non avevo preparato qualcosa di musicale oggi in realtà, e alla fine loro mi hanno costretto a portare la chitarra, mi hanno diciamo ricattato dicendomi che avrebbero preso in ostaggio i miei genitori. Infatti, no, in questo periodo si vede, no, dai, da ricatto così. Da come sono. Vabbè, comunque suono una canzone che si chiama Many an Hour in inglese e poi vorrei presentare qualche brano in italiano. Quindi speriamo sia accordata la chitarra. Many an hour I have walked, many a people I've seen, many a word that I say wrong, my tongue was hard to keep. Many a place that I've been, many a country I've seen,
There's nothing but the rain to wash the troubles of every being. It took me a life to come of age, it took me a life to know that one must die alone in order to be reborn. Yeah, one must die alone in order to be reborn. So let me rest till dawn will finally guide my way. For I have been through a perilous time, I've seen the eyes of surrender, but through that time, oh Lord, I could perceive there's nothing in life that, Lord, I can't achieve. For many an hour I have walked, many a people I've seen, many a word that I say wrong, my tongue was hard to keep. Many a place that I have been, many a country I've seen, there's nothing but the rain to wash the troubles of every being. It took me a life to come of age, it took me a life to know that one must die alone in order to be reborn. Yeah, one must die alone in order to be reborn. So let me rest till dawn will finally guide my way. Allora, io ho il sospetto che Emma abbia un problema di fondo, perché noi l'abbiamo conosciuta, no, uno grosso però, perché noi l'abbiamo conosciuta in veste di cantante come accompagnamento in un certo senso alle nostre serate. È successo una volta, poi sono diventate 2, 3, 4, viene ogni volta che la chiamiamo. Ci ha chiesto la prefazione al suo libro, adesso è qua. Secondo me si tratta di sindrome di Stoccolma. Allora, detto questo, noi l'abbiamo conosciuta e sentita più volte, sempre con molto piacere. Tra l'altro siamo passati dalla conoscenza della sua produzione cantautorale in inglese a quella in italiano, lentamente ma inesorabilmente, e avremmo potuto aspettarci una produzione poetica, sicuramente ci avremmo scommesso, ma magari più country, più stile Beat Generation. In realtà quelli di voi che avranno la saggezza di comprare e leggere con attenzione il suo libro, Le percezioni, resteranno probabilmente stupiti, perché mostrano un volto di Emma che non ti aspetti se hai sentito i suoi dischi. Un volto che si rifà a Shelley, al romanticismo inglese. Secondo me, difatti prima volevo interrogarla su Baudelaire, anche sul simbolismo francese, ma andiamo sul facile. Comincia a sudare. Vabbè. Allora, perché le percezioni? È una delle tante domande a cui risponderò probabilmente con buona domanda. Non so bene come mai mi sia venuto in mente di chiamare alla fine dei conti il libro Le percezioni, ma forse perché ero interessata a un discorso che è quello della percezione come precorritrice
ho cercato questo termine sul dizionario l'altra sera perché non sapevo com'era il femminile di precursore. Qualcuno lo sa? È difficile. Precorritrice, non me l'aspettavo. Sì, come la percezione come precorritrice dell'immaginazione e la percezione come una collezione, diciamo, di sensazioni. Ero interessata a capire fin dove potesse arrivare fin dove potessero arrivare i miei sensi, perché secondo me ci sono alcune parole che vengono prese in considerazione in questa collezione di cose, di idee. E sono sensazioni, percezioni e immagini, che sono queste parole che rappresentano delle realtà, sono collegate tra di loro. E quindi volevo chiedermi cosa potessero sentire le mie orecchie, cosa potessero vedere i miei occhi, cosa potessi anche assaporare tramite l'uso, in un certo senso, della parola. E quello è ciò che mi interessa, perché penso che sia, alla fine dei conti, tutta una questione di percezione e di immaginazione, e che siano due entità collegate tra di loro. Ero interessata a capire fino a che punto potessi esprimere questo nelle poesie. Hai detto niente. Tanto per iniziare. Sostanzialmente sì. Ma visto che si parla di uso della parola, cioè, allora tu ci rifletti evidentemente in maniera molto molto intensa, no? Su quello che devi scrivere. Non credo che siano poesie scritte di getto, ma piuttosto frutto di una riflessione piuttosto lunga, anche perché sono diversificate. In certe, ad esempio, io proprio ho riscontrato, ma correggimi se sbaglio, una sorta di omaggio a quelli che sono i tuoi autori, perché ad esempio a me certi tuoi componimenti dell'opera qua sono sembrati ricalcare il ritmo del pentametro giambico di Shelley nell'Ode al vento occidentale. Aspetta, sto cercando di registrare quello che stavi dicendo. Sì, c'è come dire, c'è un'impostazione nelle poesie che è dovuta che si ispira, diciamo, al pentametro giambico di Shelley e degli autori romantici in generale. Sono molto interessata a quel tipo di ritmo all'interno della poesia, sebbene io non abbia scritto una poesia in rima, che è soltanto dovuto al fatto che non so scrivere bene poesia in rima. Penso sia una grandissima qualità che può avere un poeta quando riesce a scrivere in rima, e mi piacerebbe poter raggiungere questo livello di scrittura, ma non è quello al quale sono ora. Però mi interessa molto l'impostazione che questi poeti romantici come appunto Shelley, Keats, Byron avevano quando scrivevano le loro poesie, che era quella del pentametro giambico, e cioè che permette in un certo senso di raccontare non soltanto delle storie ma anche delle immagini, ed è qualcosa che mi interessa molto, sì, a livello di scrittura, e non è qualcosa che faccio di getto. Non in questo caso, ci sono, credo, altre poesie che ho scritto un po' più di getto, e credo che tanti autori utilizzano questo modo di scrivere, ma in particolare basarmi su questo tipo di struttura mi permette di raccontare le immagini con un certo ritmo, e quello è fondamentale, secondo me. Ascolta, ma toglici subito una curiosità, perché Antonello e io ci siamo posti una domanda e non ci siamo dati una risposta. Le domande le abbiamo fatte tante, ma le faremo tutte a destra. Sì, assolutamente. È una scelta
sicuramente consapevole e voluta il fatto che tu hai ogni inizio di capoverso segnato con la lettera maiuscola. È una cosa che di solito non si trova, no? Al di là della struttura sintattica del periodo. Cioè io a un certo punto ho detto, boh, ma forse vuol fare un acrostico, no? Sicuramente non è colpa di Word, insomma, è tuo, No. non so perché. Quando ci mettiamo... Comunque non penso che sia colpa di Word, il motivo... Ma in realtà quando ho mandato il libro a Giordano Criscuolo, che è l'editore di questa raccolta, anche lui mi ha posto la stessa domanda e non credevo neanche che fosse una caratteristica peculiare, perché mia madre insegna letteratura, forse lei può aiutarci a capire meglio perché, ma nella letteratura inglese, nella poesia inglese in particolare, viene utilizzato il maiuscolo all'inizio di ogni verso. Non saprei esattamente dire perché, ma è una caratteristica che ho assimilato involontariamente anche e l'ho inserita all'interno delle poesie. Poi ho scoperto che in realtà nella gran parte delle poesie italiane non c'è questo, non si utilizza il maiuscolo all'inizio della frase, quindi è solo per quello, perché pensavo si facesse, invece no. Però sì, tra l'altro penso prima Vieri mi aveva segnalato il fatto che vengono utilizzate le maiuscole all'interno del testo anche non soltanto all'inizio della frase, ma questo è dovuto al fatto che ho voluto che alcune parole avessero più un significato simbolico, come anche Vieri aveva detto prima in una precedente riunione internos. Un bel tè, un bel gattino che volevo portare qua, di nome Matita. Un bellissimo gattino. Prima parlavamo, dicevo appunto che la tua poesia, comunque molte di loro tendono ad essere ermetiche, no? La maggior parte. E allora leggevo, ti ho già detto prima, ma lo leggo anche gli altri perché non ci hanno sentito se non erano i microfoni accesi. Lucio Battisti diceva: mi sono reso conto che fare l'ermetico crea meno problemi, mentre parlare un linguaggio semplice ti espone a maggiori possibilità di essere giudicato. Più gente ti capisce, più hai potenziali giudici di ciò che fai. Tu hai parecchi giudici? Ti senti giudicata? Ne parlavamo prima. Se mi sento giudicata. Oppure è stata solo una scelta? Credo che ci sia, che ognuno di noi, non soltanto chi scrive, abbia un giudice che lo segue con gli occhi. Che sia il Dio, che sia Vania Di Narda, mia madre, che sia mio papà, Gustafsson, che siano gli amici e soprattutto penso che ognuno di noi ha una sorta di giudice interiore che è un ideale e forse in un certo qual modo c'è una sorta di ideale che vive all'interno di noi e che per forza è un giudice, qualcosa che giudica, quindi non credo che sia qualcosa di che non si possa che si possa decidere di non avere. In realtà non era il mio intento creare delle poesie ermetiche nel senso chiuse, no? Non di facile comprensione. Pensavo addirittura di essere abbastanza chiara quando scrivevo, però accolgo questa osservazione con grande interesse perché quello che può essere chiaro per noi non è solitamente a volte chiaro per qualcun altro che invece legge. E l'ermetismo però è una grandissima tecnica che si può utilizzare per celare quello che si vuole veramente dire. E a me interessa molto anche questo argomento del nascondere quello che si dice. Certe volte anche, chiaramente ci sono stati periodi storici all'interno dei quali era necessario comunicare in questo modo. Non so se sia questo un periodo storico in cui bisogna comunicare soltanto tramite immagini simboliche oppure tramite parole che racchiudono significati subliminali in un certo senso, ma non credo sia un periodo in cui bisogna fare questo,
ma credo che l'ermetismo sia un vantaggio e uno svantaggio anche per chi legge, perché il vantaggio è che se la scrittura non è chiara è facilmente interpretabile da chiunque ed è interpretabile anche in futuro, quindi da chiunque legga, ed è bello perché uno può rispecchiarsi all'interno della lettura che sta compiendo. Infatti, come dicevo prima all'inizio, ho detto ermetismo, tendi a nasconderti, ma poi riappari fantasticamente, soprattutto con dei finali meravigliosi. I vostri versi sono ermetici? È una domanda che ha fatto a te. Io non vorrei rispondere. Direi anche più ermetico di così. Anche loro due scrivono, tra l'altro, dopo vengono interrogati anche loro. Beh, scrivono è una parola grossa. Sì, è un ermetismo anche quello. No, una domanda invece, poi magari ci canti qualcosina ancora, no? Parlando di cose che abbiamo intravisto, penso che anche Vieri le abbia intraviste, cioè tu parli c'è una bellissima frase parlando di un gatto, la primavera riccia i baffi dei gatti, è una tua poesia bellissima, io appunto ho associato a quella canzone di cui ti parlavo prima, e comunque in questo libro si parla di molti animali, ma soprattutto di serpi, bisce. Come mai? Cioè, è un simbolo? Parlavamo di simboli. Io credo che quello che forse sono le serpi, le bisce, questi animali che sono considerati in un certo senso di basso rango, io penso siano più degli archetipi. Cioè, ne parlavamo appunto prima con Vieri, anche lui ha fatto questa osservazione, forse può darci delle delucidazioni può fornirci delle delucidazioni un po' più specifiche rispetto a cos'è l'archetipo, ma l'archetipo è, diciamo, una figura, come si definisce un archetipo? Ma non ho capito, sono io sotto esame. Ma insomma, prima ne parlavamo degli archetipi, ma perché abbiamo parlato del mito anche, no? Che è un aspetto dell'archetipo che è presente comunque nei tuoi versi. Tra l'altro a me, perché io sono andato a leggermi tutto naturalmente, quello che mi è capitato a tiro, no? E nella tua presentazione del libro che hai messo sui social, hai scritto una cosa veramente singolare, no? Parli di volatili che sono protagonisti delle tue poesie accanto agli ellenici dei, a Shelley, a Maometto e a Spartaco, personaggi leggendari e sicuramente appartenenti all'inconscio collettivo. Allora, primo, sta tranquilla che l'inconscio collettivo italiano, Shelley, ma non c'è ma neanche l'ombra. No, non è vero, Shelley era tanto attratto dall'Italia in realtà, quindi lui era attratto. Anche gli italiani evidentemente erano attratti da lui e diciamo quello che hai detto tu è importante, però l'idea che non appartenga una figura come Shelley non appartenga all'inconscio collettivo degli italiani, per fare una battuta, in realtà diciamo si rifà al discorso dell'archetipo, cioè in realtà sì, anche se l'archetipo è un'immagine che noi abbiamo dentro di noi, che è un'immagine simbolica, costante, a cui noi facciamo ricorso senza rendercene conto. In realtà è un concetto che è stato sviluppato da figure come Jung in particolare e la sua scuola di psicologia, di psicologi e di filosofi in realtà, ed è qualcosa che possiamo ritrovare un po' ovunque all'interno della nostra vita, ed è un'immagine che richiamiamo involontariamente o meno la nostra attenzione senza volerlo veramente fare. Un archetipo, alcuni archetipi che si possono trovare facilmente all'interno della nostra società sono per esempio l'archetipo del re, l'archetipo del guerriero, quindi che rappresentano delle parti della nostra anima come esseri umani che sono particolarmente
a cui bisogna prestare particolarmente attenzione. Il serpente è un archetipo, cioè è ognuno di noi può, diciamo, sa dentro di sé che cosa significa il serpente, no? Potrei chiedere forse a qualcuno che appartiene a una cultura diversa come la cultura orientale, all'interno della quale il serpente, per esempio, è un simbolo di rinascita, però a chi appartiene ad una cultura occidentale il serpente rappresenta qualcosa di maligno. Quello è un archetipo, infatti lo ritroviamo all'interno anche di vari testi sacri, a iniziare dalla Bibbia. E, non so, il gatto, ritornando al discorso di prima dei gatti, il gatto è un archetipo per il topo, no? Per esempio, cioè è qualcosa di cui in un certo senso anche si ha paura, può darsi, oppure che può funzionare da guida. Sono immagini, sono simboli presi dalla realtà che si possono ritrovare all'interno della propria sfera inconscia. Per esempio, quando si sogna magari di cadere in una fossa di serpenti, vuol dire qualcosa, ma è un discorso dal quale sono molto affascinata. Mi affascina molto Jung come filosofo, perché questi archetipi appunto possono, se utilizzati in modo adeguato, se ascoltati in modo adeguato, possono anche fungere da guida, diciamo, all'interno della nostra vita, ed erano molto importanti nelle società, diciamo, pre-industriali. Gli archetipi c'erano ovunque all'interno della società medievale. Insomma, un applauso, facciamo. Dunque, filosofia 10. Passiamo all'altra materia, musica. Si canta una C'è canzone. qualcuno che si offre volontario per la musica? Nicole. Viene. Vuoi suonare una canzone? Vuoi suonarla tu? Basta che non litighiate. Sono bravissimo. Lo sappiamo. Ne faccio suonare una e dopo. Attenzione. Ok, allora. Sì, ma lei non l'abbiamo minacciata però. Ok, allora. Gli abbiamo solo proposto un contratto. Ok, suono questa canzone che si chiama, una canzone in italiano che si chiama Sento pensieri che sfuggono al canto. È una canzone un po' più recente, però Cosa vuol dire? che ho scritto più recentemente. Recente, ho capito un'altra cosa. È da un po' che non suono la chitarra, quindi spero che vada tutto bene. Allora. Sento pensieri che sfuggono al canto, parole di seta che creano incanto. Sento parlare le voci infinite, il frutto risveglia speranza sopite. Distante la notte allevia i lamenti dell'aspro velato fiorire dei venti. Ricorda la via, i seguaci del mare, perduti da tempo nella voglia di andare. Si nutre la volta di nubi ancestrali, la sfera stellata sprofonda nei mari. Io canto a lei che dona al mattino, romantica musa del credo divino. Oh, notte dorata, carezza i miei sensi, e bacia i miei arti piegati e dolenti. Le voci, le grida dei ciechi padroni echeggiano intense creando illusioni. In guardia prigionieri le catene son forti, le esequie del mondo si espletano oggi, risorgono i morti e son pronti a danzare sulle sorti dell'uomo che non sa cambiare. Cavatemi gli occhi, derubate il mio onore, la via del destino, le mie ultime ore, ma non trangugiate le mie sacre parole, son spettri che cantano senza rancore.
lotta con Dio, da sempre rigetto, legatemi al palo dei venti, maestro, la voce d'incanto io voglio ascoltare, non avrete il mio animo, padroni dell'Ade. Che venga la fine, che porta all'inizio di antichi sciamani, mi prenda il supplizio, io credo lo sforzo che pare precario, non parlo la lingua che nega il Calvario. Riportami il sangue, riportami il nome, la vista degli occhi che cercano il dolore, rispetto alla vita non so cosa fare, intridi il mio corpo nella brama di amare. Grazie. Magari adesso. Allora, questa che ha appena cantato Emma è una delle almeno 2 canzoni che avrei voluto sentire oggi. L'altra è quella dove dici che non hai niente da darti. No? Penso che te l'aspettassi. No? Questa perché contiene alcuni aspetti, anche delle parole chiave che abbiamo ritrovato nelle poesie, e quindi se l'avete ascoltata con attenzione vi potete fare già un'idea del tipo di scrittura che ha Emma nelle poesie, e almeno in italiano. Poi c'è l'altra canzone che le chiederemo di fare, dove ruota intorno a questo ritornello, no? Io non ho niente da darti. Allora, a parte il fatto che è più facile cantare che non parlare davanti a un microfono e parlare delle proprie poesie, no? Le fate ancora un applauso, perché è leggermente tesa stasera. E non c'è motivo nella maniera più assoluta, perché, come dicevamo prima, no? Quando si fanno delle... Questa, tra l'altro, voi lo dovreste sapere tutti, penso, ma per chi non lo sapesse, questa è la prima presentazione di un primo libro, quindi c'è una carica emotiva e di significante particolarmente elevata per tutti, e anche per me, Antonello, tra l'altro, perché non è proprio la solita presentazione. C'era no? stato un libretto anni fa che è uscito, però la presentazione era in osteria, quindi è un contesto un po' diverso. No, ma senza di noi le presentazioni non contano. Questa è la presentazione zero. Ah, signore. Dunque, cosa diavolo stavo dicendo? Il ritornello. Ah, sì. Stavo parlando della canzone per dire che a fronte di tutto questo immaginario che possiede Emma al suo interno, lei comunque ha un modo di presentare, di vedere le cose e vedere se stessa anche attraverso i suoi archetipi e i suoi simboli, no? E le sue interpretazioni del mito, che non è del tutto certa. C'è una parte di lei che dice, difatti è sensazionale, perché finora lei ha sempre trovato il modo, da quando la conosciamo, di scusarsi di qualcosa, o non è tanto che non suona, oppure non è in grado di spiegare effettivamente bene il suo pensiero, si scusa in continuazione, che è una cosa completamente... Ah sì, ecco cosa stavo dicendo, che è assurdo, no? Perché fondamentalmente noi qua oggi non siamo a parlare di un libro, d'accordo, ma è un libro di poesia, si intitola Le percezioni e sono le percezioni dell'autore, è inutile che ci giriamo intorno. Quindi fondamentalmente noi stiamo scrutando, cerchiamo di scrutare dentro l'anima di questa ragazza, di vedere quali sono le sue basi culturali e di come filtra attraverso queste la realtà che ci circonda, che è una realtà sostanzialmente
posso dire, raccapricciante la realtà odierna. E ciò nonostante noi riusciamo un po' attraverso le poesie e un po' attraverso la musica cantautorale a trovare dei motivi di ottimismo e di creazione, perché a proposito di parole chiave di questo libro ce n'è una che io adesso butto lì a forma di domanda, come uso fare carognamente io spesso, è creazione. Tu parli di creazione. Cos'è per te la creazione? Sì, ho bisogno degli appunti. Miei. Ho bisogno degli appunti miei, cioè vi rendete conto? Non sono molto brava a improvvisare, per quello ho bisogno degli appunti. Sì, la creazione... Non è provato, sto scherzo. Allora, secondo me... una cosa che ho voluto racchiudere all'interno del libro è che la vita in generale mi sta proprio... È sempre un po' divertente quando qualcuno dice la vita, però io credo che quello che noi concepiamo come vita sia un'eterna creazione che porta sempre ad una nuova creazione. Quindi qui l'avevo scritto, uso solo gli appunti perché davvero non sono bravissima ad improvvisare, ma che siamo praticamente sempre genitori di un qualche embrione che forse si svilupperà e darà sfogo a una vita. Quindi per me io volevo concentrarmi su questo concetto all'interno delle percezioni, e quello della creazione e di che tipo di creazione vogliamo produrre, cosa vogliamo creare. E questo si collega anche all'idea della percezione, l'idea iniziale che avevamo della percezione come precorritrice dell'immaginazione. L'immaginazione è un continuo creare, e quindi mi chiedo che cosa si possa creare attraverso l'uso delle percezioni dei sensi, e se la realtà possa in un certo senso essere cambiata da un nostro modo di creare, da come possiamo creare, da come decidiamo di creare. E quindi la percezione per me significa focalizzare la propria attenzione su qualcosa di specifico, di utilizzare i propri sensi per portare alla propria attenzione qualcosa, quindi che può essere qualsiasi cosa, qualcosa che fa bene, qualcosa che fa male. E mi interessava giocare intorno a questo concetto di creazione, insomma, e sto cercando di definirla comunque bene quest'idea, ma è un'idea che non è completamente, sì, non è nuova, deriva principalmente da alcune letture che ho fatto sui famosi romantici, i poeti ai quali mi ispiro di più, che mi hanno detto qualcosa, non lo so, che mi dicono sempre qualcosa di nuovo. Quindi sì, c'è questa idea dei sensi, di utilizzare i propri sensi per creare, essenzialmente. Allora creiamo qualcosa di nuovo e leggiamo una poesia. La leggo io, perché Pieri non vuole. No, dopo la legge una anche lui. E io leggerò una delle ultime, dove ha creato una storia, ed è una storia ben creata secondo me, mi piace tantissimo. Il titolo magari un po'... Il titolo è Non è normale l'esistenza. Non è normale l'esistenza, non credi? Gira ben armata e demolisce, e soltanto le piante sembrano crescere disinvolte. Si sguscia un'ostrica e giace al sole, ed ecco un gabbiano. La cerca e la trova, la inghiotte e si ritira, mentre, a pochi passi da lui, sotto gli abissi, tesori che varrebbero la pena di essere perseguiti. Ma, gabbiano, la tua natura è quella di cercare lo scarto invece che il cielo. Ah, come ti stuzzica lo stomaco la vista dell'ostrica. Mangiala, perché altro non puoi fare. Il magnete esistenziale ti porta a lei come la morte attira noi alle sue braccia.
passo dopo passo, briciola dopo briciola. Non è normale l'esistenza, non credi? Ma una domanda, vedo che ti sorge spontanea, amico, ed eccomi, ti ascolto. Ehi, sono l'ostrica o il gabbiano? Bellissimo. Tu sei l'ostrica o sei il gabbiano? Oddio. Non te la devo fare questa domanda. Tu cosa sei? Io il gabbiano. Io vorrei una pasta con le ostriche. Poi anche l'ostrica, insomma, non mi dispiacerebbe. Però, insomma, penso che non c'è uno senza l'altro. No? E soprattutto hai raccontato la vita del gabbiano perfettamente, raccontando cosa c'è in fondo al mare. Quindi è una visione, hai creato un quadro bellissimo. Grazie. E ti ringrazio di questo. Grazie. Sì, Non ti devi scusare adesso. No, Okay. non mi scuso. Quella è l'idea della creazione, sì, e della percezione su dove si può focalizzare la nostra attenzione, semplicemente questo. E da questo poi comporta la creazione di qualcosa di nuovo, quasi un emisfero nuovo, in un certo senso. Beh, ci hai fatto vedere due cose che uno non pensava, no? Il fatto appunto che mi sono basato su una piccola ostrica, ma c'ho un mondo da visitare, qualcosa di più bello da vedere. Ieri volevi dire qualcos'altro? Volevo cambiare argomento, nel senso, mi è venuta in testa una cosa che mi puoi spiegare forse in 2 secondi. Tu sostanzialmente, ed è logico che sia così, sei la voce narrante del libro, no? Tuttavia ci sono un paio di componimenti in cui parli al maschile. Sì. Siccome abbiamo qua l'assessora che mi chiama Viera, perché lei declinerebbe tutto al femminile, se sente una roba del genere le vengono le convulsioni. Ce lo vuoi spiegare questo fatto? Prima che lei compri il libro e gli vengono le convulsioni. Lui, scusa, compra il libro. Non ci sono questioni politiche dietro questa scelta. No, in realtà è perché non mi piace associare il narratore con lo scrittore, in realtà. È vero, mi ritengo che in alcune poesie potrei essere proprio io come persona la narratrice, però mi piace poter dare la possibilità a diversi personaggi magari di poter prendere la parola e non essere soltanto io come persona a parlare. E difatti non concepisco semplicemente il narratore come equivalente allo scrittore, come lo scrittore stesso penso sia qualcosa di distaccato sono 2 cose diverse, solo per questo. Ok, posso fare una domanda che esula dal testo? Sì, basta che non la fai. No, tranquillo. A proposito di parole, no? La serata, il libro, tutto il nostro ragionamento verte molto sull'uso della parola e sulla valenza della parola. Ora, abbiamo capito che per te la parola è importante. Quali pensi che siano le parole più pericolose della nostra società contemporanea? E ti do un suggerimento. Una delle parole che io detesto di più, a parte resilienza, che vabbè, è intrattenimento. Le tue quali sono? Le mie quali sono quelle che sono più... Che trovi più pericolose per il nostro sviluppo, per una visione futura di una società in cui non rischiamo di vederci nuclearizzare ogni 5 minuti? Beh, sicuramente nuclearizzare è una parola. Adesso ci penso. Vabbè, ma nuclearizzare è palese che è una parola pericolosa. Invece intrattenimento sembra... Ho aperto una pagina del suo libro e sospetto che sono sveglia, ma mi manca la parola. Sì, è una buona domanda questa, però... C'è un eco di Montale in questo. Sì, bravo. Sì, Montale è molto interessante come poeta ermetico, anche lui faceva un uso molto molto particolare delle parole. Però dovrei pensarci molto bene a questa domanda, che è una buona domanda,
Io penso che se ci sono delle parole pericolose sono quelle che in un certo senso sono mascherate sono parole che sono lupi mascherati da agnelli o da pecore. Esattamente quello che intendevo, sì. Sì, io penso che... Ecco, questa è una domanda molto interessante che mi collega a questa mattina. Sono andata, prima di andare a lezione, prima di andare al lavoro, mi sono messa a guardare qualche video su YouTube, così, per svagarmi. E ho visto questo video che ho scelto, ma non per una ragione particolare, che parlava di una celebrità e del perché alcune celebrità all'interno di Hollywood la stanno cercando di un po' emarginare, perché non so se avete presente di James Franco, è quello che ha fatto la parte di Harry nella famosa trilogia di Spider-Man, quelli del 2001-2002, non so perché non mi passava niente, volevo soltanto ascoltare qualcosa del genere. E lì, il figlio di Goblin. il figlio di Goblin, Sono sì. preparatissimo. All'interno di questo video c'era questo narratore che parlava di questa situazione con James Franco, che ritengono in molti che non sia una persona così, che sia una persona un po' discutibile, ecco. E ogni 10 parole c'era una censura, quindi non poteva questo narratore del video finire una frase senza che una parola venisse censurata, ed erano parole che non erano necessariamente scurili, non erano proprio brutte parole, erano parole normali anche come abuso, come molestia. Hanno censurato anche alcune parole più non mi ricordo esattamente quali, potrei suggerirvi di guardare il video, ma tantissime parole erano censurate, sicché anche i commenti erano molto negativi, i commenti al video, mi ha colpito un commento che penso sia molto, molto intelligente e sia molto utile per affrontare questo discorso delle parole che possono essere pericolose, ed era il commento di questo utente che diceva: quando è che possiamo smetterla di censurarci e possiamo ricominciare ad avere un dialogo tra adulti? E io sono molto d'accordo con quest'idea del fatto che io penso che la censura in un certo senso sia un tipo di comunicazione che è molto pericolosa. Secondo me anche il fatto di non aver parole a volte è pericoloso, e sono molto d'accordo con quest'idea che affinché le parole non diventino pericolose, esse devono essere utilizzate così che possiamo affrontare il discorso. Non trovi che sia un paradosso la censura? Perché secondo me è una forma di comunicazione, come dici tu, ma estremamente violenta. A parte la violenza della censura, essa riporta l'attenzione del lettore o dell'ascoltatore proprio alla parola che vuole censurare di più. E so che giusto l'altro giorno ne parlavamo, sempre io Vieri Internos, se volete aggiungervi al club, sono le iscrizioni aperte. Eravamo a prendere un caffè, stavamo parlando del fatto che adesso, per via di questa questione in Russia, stanno togliendo dai curricula universitari alcuni testi fondamentali come Delitto e Castigo, i fratelli Karamazov e tanti altri romanzi che appartengono alla letteratura russa. E non mi ricordo Vieri chi era che ha detto che tanto vale allora che dividiamo guerra e pace a metà e teniamo solo la parte della pace o della guerra, a seconda di quello che preferiamo.
Io credo che le parole pericolose sono quelle che in un certo senso abbiamo paura di dire, come nella famosa storia di Harry Potter, dove il nome colui che non deve essere colui che non nominato. deve essere nominato. Quello è molto pericoloso iniziare a dare questo tipo di importanza a certe parole o a certi anche personaggi. Nel nostro corso di poesia, qui qualcuno è presente, abbiamo parlato proprio qualche settimana fa del poeta italiano più censurato in assoluto, facciamo nome e cognome, Sandro Penna, a parte lui, no, un certo Sandro Penna, che insomma perché per la sua... purtroppo era omosessuale, ma purtroppo per quelli che lo hanno conosciuto in un'epoca sbagliata per Sandro Penna forse, ma abbiamo parlato di censura attuale, quindi penso che Sandro Penna avrebbe avuto dei problemi anche adesso. E gli hanno censurato la qualunque, qualsiasi cosa era censurata, e solo nel 73, dopo circa 70 anni di vita, è riuscito a fare un libro con le sue poesie, quelle scelte da lui. È orribile, cioè, ma tuttora lo censurano, quindi è tuttora è orribile. Ma è qualcosa che soprattutto ha preso molto piede negli Stati Uniti. Il fatto di censurare molto, stanno censurando anche grandi classici da tempo, come per esempio Il buio oltre la siepe, oppure alcuni romanzi di Mark Twain, perché utilizzano alcune parole che non voglio pronunciare, però che devono essere inserite all'interno di un discorso per riuscire a confrontarci tra di noi. Beh, hanno censurato Mami, no? Di Via col Vento. Sì, anche Via col Vento, un altro romanzo. Secondo me queste John Donne sono... in Inghilterra. Sì. Queste sono le parole pericolose, quelle che vengono censurate. Censurato, cioè non ti vogliamo censurare le tue poesie lette da te. Se ne vuoi leggere qualcuna? Oh, ok, sì. Non te lo aspettavi? No, forse questo mi era stato accennato. Sì. Da chi? Dal signorino qua. Ok, allora, c'è una cosa anche che non so fare bene, secondo me, è leggere poesie, però farò del mio meglio. Ma anche se penso che sia molto importante leggerle, perché credo tanto nella musicalità dei componimenti, io ritengo che la poesia vada innanzitutto letta anche ad alta voce, perché in passato era una forma quasi di musica, era accompagnata dalla musica, quindi ritrova un suo senso se letta la poesia. Vuoi leggerla tu? No, scherzo. Allora, questo componimento si chiama Alla vita, ed è un po' lungo, ma dice... Lo hai fatto apposta perché non vuoi più. Sì, no. Mi stupisco della vita che cresce abbondante nei luoghi in cui l'uomo, stordito dai sensi e dall'amore incapace, dalle danze dell'oro e dalle bolle del vino, frutta tardivo e germoglia malsano, porta al cielo la sua fatata estensione, l'encomiabile vita che con sguardo ottimale, con le mani di quercia e le sacre colate dei fiumi argentati, tende ostinata verso l'alto, accompagnata dai venti maestri e dai carri silenziosi di ellenici dei. Mi libero del pensiero e per poco mi permetto alla soglia del bosco di disfarmi dei sospetti che mortali e pronti alla difesa ricoprono l'intelletto di impulsi animali e la cera conciata dai colli di cenere parziale come neve invernale. Fosse che per sempre potessi vivere così, distratta come sono dai canti boscosi o da quelli educati e civili, dei liuti, dei violini o dei brani moderni. Invano non vivrei, e tornerebbe lo spirito immortale venduto al principio per 30 denari in cambio del torbido mondo. Semplice sarebbe il mio pensare, e non delle alte cose distanti dal mio capire mi occuperei con la mente terrestre che, affiancata da un cuore ferito, tenta di pareggiare la ragione celeste, lontana dal tocco delle mani. Ma io non penso per nulla, e per molto ho creduto
che le cime più alte dei monti italiani si potessero scalare con il solo sapere della fantasia, generato dalle foglie dei libri e dalle sere materne, dal calore del grembo e dai baci d'amore. Che altro non potessi essere se non pensiero e fisima, quando il corpo cedeva all'esigenza e l'inganno dell'inverno della mente che ingannevole e quanto ingannevole raccontava le sue fiabe, premeva sul mio petto e ragione pretendeva. Forse se pensassi al respiro, che colmo all'inizio e pesante al momento, s'è librato la luce che per prima ho veduto, puro nel suo ingenuo mostrarsi, comandante innocente della prima umana attività, non penserei all'altro che cinge il mio braccio e lo tira verso di sé, diavoletto spiritoso. Inseguo ricordi quando inseguo i miei passi, tra le vie arieggiate dei campi collinari, i vicoli stretti dei fiumi in pianura e le ruvide rupi dei sentieri montani. Qui tento di mostrarmi fidente e inseguo la fonte, come la voce contralto insegue il suo basso nella lirica folle del vento. Rivedo la luce nel campo boscoso, filtrata dall'alto, fra ombre e drappeggi, e cespugli campagnoli rigogliosi di frutta, di bacche cremisi che macchiano il volto. Lo scricciolo diurno attento ai rapaci, denso e bruno e nascosto tra i rami, i terreni rosei della semina d'ottobre e il richiamo dello zimbello che mortifica la morte. Ho visto molto e mi è ancora inconcepibile come la ragione mi spinga via ancora dalle placide melodie che la vita mi canta e mi offre gentile, trascurando l'affanno e le spente candele, le caduche foglie e le notti novembrine. Che luce vi sia anche qui allora, dove l'afflitto calpesta l'afflitto e vi è ancora tanto da fare. Nell'eco del polmone che useremo per gridare viva la vita, viva questa vita, con sincerità abbiamo parlato e con cura abbiamo vissuto. Risuonerà l'agognata verità e si danzerà e danzerà la terra finché di là, assonnati, con il tempo non si andrà. Grazie. Grazie. Nicole, vuoi suonare? Vieni. Se la inviti così, vieni come a dire, se no te le do, è una minaccia. Sì, l'ho percepita così. Anche tu, vedi? Giovani, un applauso per Nicola Coseanzi. No, buonasera. Non era previsto che fossi qui. Vuoi che ti Però, presento? Ti no, presenti da sola? non serve. Nicola è una grandissima cantautrice, una mia cara amica che ho conosciuto diversi anni fa, in un baretto in cui suonavamo spesso, e vorrei che vi facesse ascoltare qualche sua canzone, una sua canzone. In questo baretto il bello era proprio che tutti scrivevano, tutti suonavano, tutti leggevano, tutti soprattutto ascoltavano, no? E il bello è, prima parlavate di immagini, della scrittura di immagini più che e non solo di storie, no? Proprio all'inizio di questo incontro. E la Girada, era questo baretto a Udine, no? Era proprio un insieme di immagini che ognuno di noi vedeva in maniera diversa, ma che sentiva quasi alla stessa maniera, no? Ed era bello, è bello sempre, e lì dentro era molto bello ascoltare gli altri, ascoltare le canzoni degli altri che erano fatte di immagini, di storie, immaginarsi e vedere la propria immagine, la propria storia nelle canzoni. Allora, poi chi scrive, solitamente scrive per un motivo, per una persona, scrive per una storia precisa, ma le canzoni credo che non siano statiche. Ho sempre pensato invece siano dinamiche, no? Quindi avranno sempre il senso originario che avevano quando sono state scritte, ma variano di peso, variano per la persona stessa che le ha scritte. E non è detto che una canzone sia stata scritta per un motivo,
ma che nel corso del tempo lo stesso motivo magari può rimanere, ma possono aggiungersene altri perché la vita cambia, siamo noi stessi cambiamento, no? C'è una canzone che ho scritto veramente tanti anni fa, che si chiama Avvisi, ma che questa parola non è assolutamente inserita nella canzone, proprio perché ho sempre visto un viso quando ho scritto questa canzone qua, ed è una canzone che parla di una piuma, no? E mi rappresenta tanto Emma, perché non so, cioè, penso che tutti l'abbiano percepito, Emma è questa Leggera. sì, è proprio leggera, leggiadra, no? In tutto, nel modo di fare, nel modo di essere, di parlare, no? E quindi mi piace che questa canzone, che non è stata scritta per Emma 10 anni fa, ma no. però è bello che mi piace sentirla anche sua in qualche modo, no? Poi insomma l'abbiamo cantata tante volte. Questa fa parte del tuo disco? Sì, sì, fa parte di F. Okay. E quindi insomma si chiama Avvisi. Piuma bianca che hai preso le redini del cielo con il vento che canta. Hai dentro l'arcobaleno e piuma bianca con le tue ali spegni il nero con la forza che ti manca, con il tuo colorato gelo e piuma bianca gira intorno alla mia vita, porta al mondo alle mie dita e torna a volare.
Tra l'altro, parlavi della Zarada, ma è ancora attivo, tutto attivo? No, Quindi purtroppo no. Straulino non fa più nessuno. Straulino, anche l'ultimo periodo era un po' altalenante. Straulino è il factotum del... Sì, però insomma quella realtà lì manca tanto. Mancano tante realtà che 2 anni fa c'erano e adesso magari stentano ad esserci. Quella realtà lì io credo che per tutti noi sia stata fonte di creazione, no? Di stimolo per fare. Sicuramente troveremo un modo, secondo me, prima o poi, perché penso manchi a tutti che sia una mancanza proprio prepotente. E penso che prima o poi riusciremo a trovare il modo di replicare una cosa del genere. Io me lo auguro tanto perché serviva a tutti. Grazie per le tue No, emozioni. grazie a voi e grazie a Emma che è splendida. Grazie Nicole. Grazie Nicole. Le sue canzoni si possono trovare su un disco. Le sue canzoni si possono trovare su un disco che ha fatto a mano qualche anno fa, che si chiama F. Cercatelo su internet. Grazie. A proposito, i tuoi dischi li hai portati? No, ne parliamo dopo. Anche nella prefazione lo hai scritto. Cattivo. Allora, sono le 9:30. Considerando il firmacopie, Esatto, quindi io direi che tu devi leggere una poesia. sono preparato su ciò. Se no ti censuro. Allora, io l'ho scelta breve anche perché con una voce che mi ritrovo. Allora, sono morti i profeti. Sono morti i profeti e piange la terra. Gli spiriti eccelsi meravigliosi nel loro creare han preso la via dei mari lontani. Si confondono tra i manichini e i loro occhi dorati han preso le forme di splendidi denari, brillanti come gli occhi egiziani del criptico Anubi. Del male invisibile han colto i decreti e per operare son scesi negli abissi, giù, fra i sentieri silvestri delle fitte stazioni, coi treni che vanno e i martiri che dormono, colpevoli di aver contratto la malattia della vita alla quale nemmeno i santi riescono a sopravvivere. Se tu vuoi, o mio pard, io anche chiudo su questa poesia, perché questa intanto è una delle poesie per cui dicevo a Emma che alcune sue composizioni mi ricordano Baudelaire, no? Per i richiami storici e anche e soprattutto per il simbolismo. Qua ce n'è a cariolate di simbolismo, c'è più simbolismo che parole. Ma comunque è una delle tante, perché insomma io ho segnato di tutto in questo libro e Emma riesce a usare, il suo vizio è quello dell'enjambement, no? Lei praticamente non finisce mai un verso alla fine della frase, ma va a capo e anche più e più volte, per cui in effetti, dovendo essere sinceri, non è un libro rilassante o che si possa leggere mentre si guarda Maria De Filippi in televisione. E come dice la Viviani, leggere piano. Esatto, va letto piano, in maniera tale da poter godere delle capacità che questa ragazza ha già. Anche perché poi maneggia e usa anche l'allitterazione. Qua abbiamo una serie di allitterazioni nella poesia, nell'ottava poesia, che sono incredibili, ma poi lasciano perplessi le scelte lessicali, perché i mobili appuntiti a casa di lei, mi viene da chiedere dove diamine tu viva se hai dei mobili appuntiti, ma comunque è qualcosa che dà da pensare. Gli accostamenti coi verbi, i verbi ritrosi, le braccia leggere, ci sono continuamente le anatomiche parole, ci sono continuamente poi riferimenti, non conosco la parola con il riferimento montale e tante altre cose. Il fatto è difficile vivere la mia pelle. Esatto, sì. Scappo con la sorte, fantastico. Della poesia che ho letto, a me piacerebbe potervi tenere qua un'altra ora, perché avrei da parlarne
soltanto sul tema del male di vivere, no? Che spesso abbiamo incontrato e incontriamo, e sul tema del natalismo, che a me è particolarmente caro, no? E tra l'altro vedo i sommorti profeti molto legati, infatti sono consecutive, no? Sommorti profeti alla vita che hai letto tu. E in definitiva io mi sento di chiudere con un consiglio, cioè il mio consiglio è quello di leggere questo libro e di leggere... Chiedergli quali sono le... Sì, ma quella è rivolta più a me e a te, sinceramente. Ok. No, dicevo di leggere le percezioni di Emma con la reverenza che necessitano, con l'attenzione e con il tempo necessario. Non è un libro che vada letto in fretta, ed è un libro che, come diceva Cesare Viviani, va vissuto e sedimentato, quindi deve entrare nel vostro profondo, è qualcosa che leggerete e rileggerete. Poi Antonello Bifulco non è una persona seria, e quindi mi incita a chiudere con l'ultima poesia. Una domanda, chiedigli a lei cosa scrivere di Arguto? Beh, questo è un problema per me e per te, ma soprattutto lei evidentemente pensava a noi quando l'ha scritto, ha scritto: chiudetemi il becco, ora non ho la febbre poetica. Vieri Peroncini Antonello Bifulco. Ah sì, ancora una cosa, scusate, questa è proprio fatta per ridere. Allora, abbiamo stampato una locandina, no, di questa serata, dell'evento, e lo abbiamo fatto per dare a Emma un ricordo della serata, l'abbiamo anche firmata, ma volevo farvi notare, chi l'avesse vista, che viene presentata, questa varrà miliardi un giorno questa cosa, le percezioni di Emma Gustafsson, eretica. Gustafsson, eretica, punto. Non eretica edizioni, eretica e basta. Allora, siccome quando c'è arrivato il file, no, in posta elettronica, che poi abbiamo mandato, eccetera, aveva 666 kilobyte. Questa cosa ci ha inquietato, e volevo dirti che, al di là di questo anche pessimismo che ti pervade, sei fortunata perché una volta ti bruciavano per molto meno. Allora, intanto vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo ancora la biblioteca, la Casa della Musica, il Comune, l'assessore e voi tutti. Prima di uscire il libro, se no non uscite, giusto? Perfetto, grazie. Alla prossima. Sappiate che il 21 quella signora là presenterà 2 energumeni in questo posto, 2 loschi figuri, mi e ti, e presentiamo il nostro libro. Questo, così, ve lo diciamo che poi faremo sapere quando, come e cosa soprattutto. 21. No, mi ha chiesto se l'abbiamo scritto in 2, purtroppo sì. Purtroppo per lui e viceversa. Allora si può dire che la messa è finita dopo un po'.